Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Non nasconde la commozione Francesca Garibaldi nel momento dell'insediamento come sindaco del comune di Nè. Alla sua prima esperienza nella politica amministrativa, Garibaldi è chiamata a guidare un comune che con il voto del 26 maggio scorso ha cambiato rotta rinnovando la maggioranza consigliare. Abbiamo cambiato completamente la linea del comune di Nè. La mia è una lista civica fatta da un gruppo di persone che ha a cuore il bene del comune e della nostra valle. Il nostro impegno fondamentale, come abbiamo detto nelle varie frazioni durante la campagna elettorale, è basato soprattutto sul sociale, sulle infrastrutture di cui abbiamo bisogno, perché il nostro è un comune vastissimo, quindi abbiamo bisogno di infrastrutture che aiutino la gente a ritornare in valle alla sera dal lavoro e che aiutino la gente a venire a trovarci in valle. Da parte dell'opposizione l'intenzione di mantenere l'impegno preso con gli elettori vigilando sull'operato dell'amministrazione. Abbiamo avuto, direi, un vasto consenso, quindi saremo presenti, vigili, siamo in una fase di riflessione, di ascolto e quindi cercheremo di portare avanti le nostre battaglie, le nostre idee dai banchi dell'opposizione, con coerenza, con onestà e con trasparenza, come abbiamo sempre fatto. Francesca Garibaldi, che ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, protezione civile, personale e cave, sarà affiancata dal vice sindaco Fabrizio Podestà, che avrà deleghe ai lavori pubblici, servizi tecnologici, nettezze urbane e attività produttive. Assessore esterno Maria Stella Mignone con delega a cultura, servizi demografici, urbanistica ed edilizia privata. Lavoreremo tanto sul turismo, su un'enogastronomia che è già presente con i vari agriturismi, con il nostro mercatino agricolo che è un fiore all'occhiello, con gli agricoltori della valle e soprattutto il nostro compito principale sarà quello di aiutare i più piccoli dando più servizi alle famiglie che già abitano qua con noi e aiutando anche quelle che vorranno venire ad abitare e anche aiutando le persone più anziane, la nostra è una popolazione di anziani, con vari servizi anche domiciliari.